Buongiorno picciotti, si sia tutto tondo. Oggi stiamo andando a Favignana, abbiamo fatto i biglietti, 40 euro per due persone all'incirca e stiamo aspettando l'aliscafo che parte. Stiamo salendo dove, amore? L'aliscafo si chiama Vittoria. Allora ragazzi, ci siamo seduti e abbiamo le mascherine perché non possiamo mantenere la distanza di sicurezza dentro l'aliscafo. Amore, tu sei pronta? Prontissimo. Bravo. E siamo partiti picciotti di Sicilia a tutto tondo. Ragazzi, siamo scesi. Siamo arrivati. Finalmente ci possiamo togliere le mascherine. Picciotti si a tutto tondo, abbiamo preso le bici, ora siamo pronti per andare alle calette di Favignana. Anche questa è Favignana ragazzi, queste strade sterrate che ci portano alle varie cale. Allora picciotti Sicilia a tutto tondo, siamo arrivati al primo bivio. Di qua si va a Calarrossa, di qua Bue Marino e Calazzurra. Noi prima andiamo qui, Calarrossa, ora vi facciamo vedere com'è. Abbiamo pedalato poco perché la bicicletta è elettrica. Andiamo lì. Ragazzi, siamo arrivati a Calarrossa, eccoci. Qua è il posto dove si lasciano le biciclette, perché c'è il sentiero che vi porta alla spiaggia. E guardate la vista che c'è già all'inizio qua, dopo il muretto. Sono un grande esponente però. Allora cerchiamo il sentiero per scendere. La macchina è già, l'acqua bella è già. Cerchiamo sempre un sentiero per scendere, però ogni tanto ci affacciamo per vedere la situazione. Questa è Calarrossa, è una tra le cale più belle di Favignana. Per arrivarci il percorso è un po' impervio, come potete vedere, non ci sono le spiagge, quindi non è proprio adatta per chi non sa nuotare. Lì c'è una piattaforma formata dagli scogli invece, che è più accogliente anche per persone come me che non sanno nuotare, mentre invece per persone come l'amore mio c'è il mare aperto. Però noi per correttezza andiamo là dove puoi nuotare pure tu. Allora è molto difficile scendere, però ce la stiamo facendo, vero amore? Certo! Siamo scesi da là, al solito nostro che poi per risalire dovremmo fare molta fatica. Però ora vi facciamo vedere che mare c'è da vicino ragazzi. Vado piccolo, vado amore. Vai amore, facci vedere com'è il mare di Calarrossa. Ah. E si prosegue. Fermiamoci un attimo qui, vediamo.
ora a Cala Bue, che è vicino a Cala Rossa, e anche qua il panorama è mozzafiato. Qua noi non scenderemo perché l'acqua è veramente troppo alta e io non so nuotare. Ragazzi, si va con la nostra biciclettina elettrica. Stiamo arrivando a Cala Azzurra. Guardatela, già di qua si intravede. Che bellezza, che bellezza. E si va a tutto volume, vai. Ricciotti Sicilia a tutto tondo, stiamo girando con le biciclette elettriche, le abbiamo posteggiate lì e questa è Cala Azzurra. E qua chi non sa nuotare può fare un bagno perché l'acqua è bassa, diciamo, va. Così l'amore mio lo può fare anche. Finalmente qua mi posso fare un bagno pure io, perché c'è un minimo di spiaggetta. Ci spiegava il ragazzo prima che questa spiaggetta si è formata ora, perché fino all'anno scorso non c'era. Ovviamente ora dobbiamo fare il bagno, il sole è andato via. Ma no, ce ne freghiamo, ora andiamo là, il mare è bellissimo. E ora l'amore mio si fa un bel bagno. Guardatela, 2 ore per arrivare qui in bicicletta per farsi un bagno. Questo è tutto il bagno che si sta facendo, metà sì e metà no. Comunque ragazzi, qua il mare è fantastico, guardate qui che meraviglia. Qua è bassa l'acqua, quindi potete tranquillamente venire anche con l'ombrellone. E niente ragazzi, le immagini parlano da sole. Vi faccio vedere un po' di mare doc o top. Qua andiamo a siamo sicure? Cala Azzurra, azzurra come sto mare. E adesso torniamo verso il centro. Ragazzi, adesso siamo in centro a Favignana. Stiamo andando a mettere le bici all'ombra. Ci facciamo una passeggiatina a piedi. E spero che l'amore mio mi farà mangiare, che sto morendo di fame. Amore, c'è possibilità che mi fai mangiare? Yuhu, posteggiamo! Atterraggio! Oggi una particolarità: kebab di tonno a Favignana, street food. L'abbiamo comprato qui. Buonissimo questo. Guardate paninazzo. Questo è tonno, kebab di tonno. Ciao piccio. Guardate a Barrichello in giro per Favignana con la bici, guardatela. Amore, saluta. Siamo in giro per il centro di Favignana con le nostre bici elettriche.
guardate. Il porticciolo. Il porticciolo di Favignana. Ragazzi, questo è lo stabilimento Florio, ovvero è l'ex Tonnara. È stato costruito verso la seconda metà del 1800 e ha funzionato fino agli anni 70 del 1900. Dopodiché è stato chiuso e ora è adibito a museo. È un complesso monumentale molto esteso, all'interno assomiglia a una cattedrale, peccato che non possiamo entrare perché in questo momento il museo è chiuso. Da questa prospettiva si scorge un po' dell'interno di questa struttura. Allora ragazzi, questa è un'altra zona che si chiama lo scivolo e usano molti ragazzi per i tuffi, si tuffano di qui. E dall'altra parte c'è Lido Burrone, che ora ci passiamo. Comunque il mare è fantastico ragazzi, abbiamo detto tutta la giornata, è veramente bellissimo. Amore, tu che ne pensi? È una piscina. Vero? Sì. Ragazzi, siamo scesi, finalmente ci leviamo le mascherine, siamo rossissimi, vero amore? Tu di più. Mamma mia, la giornata è finita, è stata bellissima, ci siamo divertiti al massimo, biciclette elettriche consigliatissime. Vero. Ciao ragazzi, un saluto Ciao. a tutti i picciotti di Sicilia a tutto tondo, noi Siamo andiamo a distrutti. dormire, siamo distrutti. Ciao! Ciao.